Posti veramente belli, per non parlare poi dell'Estremo Oriente. Ah, quello che era messo là. Ma ti stai, ma che mi fai? Però non sembrava che stava rovesciando. Ma io stavo esclamando, questa è A un'esclamazione. me però è una vomitazione. Abbiamo visto l'Estremo Oriente. Parlane tu perché io, guarda, sono veramente così per ora pieno di ricordi che non mi ricordo. Parlagliene tu. Parlagliene tu. Io le minchiate le ho finite, continuate. Siamo stati a fare. Grazie. Grazie, siete bravi. Siamo stati a fare spettacolo in Estremo Oriente, cioè, ossia dire in Giappone. Guardate, mi dovete credere, il Giappone. Ecco, così, parlano così, i giapponesi parlano. Il Giappone è una terra. Sì, parlano così, parlano tutto il tempo, parlano così. Parlano così, i giapponesi. Allora, il Giappone. Ancora questa camondea! Minchione, onorare! Ancora! Ancora mi sta venendo a scattare! Oh, non posso più! Ancora! Vabbè, 18 giorni di Giappone, si insegnò solo sta minchiata! Non sapere più niente! Senza ridere! Che cosa vuole significa questa cosa? Che significa? Ora tu mi dici che cosa significa questa cosa? Che sto capivo? Ora mi devi dire in italiano che significa? Ah, in italiano? Ecco! Che significa? Lo sai che significa? Anna un giapponese ci insegnò questa cosa, mica non sapeva che uno ce ne vede. Tu lo sai che cosa ha detto? E lo sai che significa? Te lo dico io. Tu hai detto, sono veramente felice di essere venuto qui questa sera perché da tantissimo tempo aspettavamo l'occasione per poter raccontare i nostri viaggi e finalmente questa sera hai presentato la possibilità di poterne raccontare perché noi siamo lo strumento attraverso il quale voi potete vedere tutte le bellezze del mondo che ci circonda e noi abbiamo avuto la fortuna di vederle e adesso ne vogliamo parlare con tutti quanti voi. Che ho detto una parola e figli sono voi idea Così. È così. Oh no? Questo bordello! È così, perché loro parlano con gli ideogrammi. Loro hanno un ideogramma che è un disegno, due parole, ma significa tutto un budello. Hai qualche altra cosa da salire ora? Sì. Ah, ancora? Sì, io ora ti faccio vedere. Sentiamo che cosa sai dire. Che stai facendo? Sta a preparare. Traducici che sta ora, dai. Vai. Allora, Totino ha detto buonasera. Cioè, ora che ho parlato mezz'ora una parola sola ho detto. Perché sono ideogrammi, ti ho E io detto. ne ho detto qualche 700 grammi. Lascia stare. Posti veramente belli, ma il posto che forse veramente ci ha lasciato il segno, veramente molto importante, è stato visitare l'India. Ah, stava male, ci siamo andati. Ma no, visitare che ci facciamo visita quando siamo arrivati in India, ma le bellezze dell'India sono straordinarie. A parte che voi arrivate in India e la trovate tutta piena Di indiani. Lo sai tu? Non ce n'è? Allora, sei sicuro tu di questa cosa? In India ci sono E gli chi te l'ha indiani. detto? Ti hanno telefonato? No. Ti hanno detto? Indiani. E che ne sai tu? Tu che cosa ne sai di questa cosa? Non c'era. quando Tanto arrivavo- per dire una fissaria, ma ne parli e non sai neanche quello che dici. L'India è piena di indiani. Ah, quelli tuoi sono buoni, mia no? Perché cambiava, scusa. Che tu non lo sai dire, Cioè, che io tu ti ho non lo detto sai ci dire. sono gli indiani, io no! Perché non lo I sai tuoi dire? sono meglio! Perché tu hai detto indiani. Indiani. Invece si chiamano indiani. E io ho detto indiani. E non l'hai saputo dire, si chiamano indiani. Ma fanculo. E che questi indiani sono molto a parte che non sono, sono tutti indù. Tutti indù. Sembra spennato di vedere una macchina contro il cristiano, tutto in due.
No, loro sono indù. Ho capito, camminano sempre indù. Che può fare? Non camminano indù, sono sempre... Loro di razza sono indù, è una razza indù. Ho capito, camminano indù. Anzi no, non sono solo indù, perché ci sono pure i Sikh. Ci sono pure i Sikh, che sono... Che ne parano piattosi, ma proprio sì. E questi di qua hanno un rispetto della religione che noi ce lo sogniamo. Sì, sì, sì. Noi sembriamo di essere tutti non è che ci sono religiosi, solo abbiamo il indù. Vaticano dentro casa, ma Ci sono anche altre questi sono religioni. più avanti di noi come religione. Noi quando andiamo in chiesa... Allora che religione hanno? Loro hanno ecco, la religione più importante è che sono tutti seguaci di Buddha. Tutti figli di Buddha. Tutti figli...